Di cosa si occupa la vostra azienda e in che modo abbraccia il concetto di sostenibilità? Sta proprio nel nome dell'azienda, quello di cui ci occupiamo. Si chiama Desam Ingegneria Ambiente. Abbiamo due settori, uno che si occupa di ingegneria e uno che si occupa di ambiente. Ambiente nel campo delle bonifiche ambientali, nel campo dei rifiuti, nel campo delle valutazioni di impatto ambientali e nel campo della sostenibilità. Per cui anche ci occupiamo ogni giorno di sostenibilità e la sostenibilità è sicuramente un argomento che portiamo avanti sia nel campo vitivinicolo, nel campo agricolo, ma poi anche in tutti gli altri campi trasversalmente, nelle bonifiche ambientali, nel campo della gestione dei rifiuti e anche come sistema di valutazione di un qualsiasi progetto. Perfetto, che cosa significa per voi il conseguimento di questa importante menzione? Sicuramente una soddisfazione perché nasce da un'idea, nasce da una cooperazione con altri soggetti, con l'Università di Venezia e praticamente mette in pratica in effetti quella che era una declinazione di una bonifica ambientale, tenendo conto anche di avere un approccio sostenibile. Per cui un approccio che praticamente possa rispettare l'ambiente, l'abbiamo misurato, abbiamo visto che è enormemente più sostenibile questo approccio rispetto ai metodi tradizionali e permette insomma di avere la natura dalla nostra parte che ci dà una mano anche a risanare quello che in effetti abbiamo contaminato noi negli anni passati. Perfetto.